Giornata finale per il contest Liguria Crea Impresa, ambiente, turismo, tecnologia, i 3 settori nei quali il Tigullio deve puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico e generare lavoro. Borse di studio per gli studenti e un più stretto rapporto con YLab, le proposte del presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi per sostenere il liceo sportivo Gianelli di Chiavari. Un uomo innamorato di Dio e della Chiesa. I fedeli di San Bartolomeo della Ginestra hanno ricordato Don Mario Podestà nel decennale della morte con un libro di sue catechesi e facendo restaurare un dipinto. Oggi la presentazione. I giovani della diocesi riflettono sul verbo accogliere. Domani a Sestri Levante la giornata dedicata ai ragazzi chiamati a confrontarsi con i passanti e a dialogare con alcuni testimoni. L'eutanasia è richiesta da sani, non da malati. L'analisi approfondita a Santa Margherita Ligure nel corso di un convegno organizzato dal Forum Famiglie. I sofferenti chiedono cure e accompagnamento. Una passerella di atleti premiati dal Panatron Club Chiavari Tigullio, il premio Stefano Sanguinetti per la comunicazione dello sport a Telepace, Radio Aldebaran e Nicolò Pagliettini. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque sono Up to You nella categoria ambiente, Riviera Experience nella categoria food e Endless nella categoria Blue Economy, i 3 vincitori dell'edizione 2019 di Liguria Crea Impresa, il contest per idee imprenditoriali e innovative ideato da YLab. Up to You arriva da Milano, ha come referente Alessandro Broglia e ha l'obiettivo di sviluppare un servizio che permetta di migliorare l'impatto ambientale degli hotel. Seconda premiata, Riviera Experience, nasce a Sestri Levante e ha l'obiettivo di riunire in una piattaforma le migliori esperienze della regione per un turismo sostenibile. Il suo referente è Luca Ciotoli. Terza premiata, Endless di Antonio Augeri. Il progetto è nato a Genova per la creazione di un marchio di costumi realizzati con bottiglie di plastica raccolte sul territorio. La premiazione è arrivata al termine di una lunga giornata di lavoro. Vediamo insieme il nostro servizio. La Liguria è ricca di opportunità, lo abbiamo visto, a volte uno non ci pensa, ma basta vedere come sono diventate famose le Cinque Terre, i suoi borghi, e c'è tutta una opportunità da scoprire, basato proprio sul turismo e sull'alimentare, oltre una parte ovviamente anche di tecnologia focalizzata sul bacino di Genova. Rispetto dell'ambiente, turismo e tipicità del territorio, tecnologia. Sono questi i 3 settori nei quali il Tigullio e tutta la Liguria devono puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico che si traduca in lavoro. Hanno provato a farlo i giovani che in questi mesi hanno cercato di trasformare un'intuizione in un'idea imprenditoriale vera e propria attraverso il sostegno del contest Liguria Crea Impresa. 3 quelli che oggi saranno scelti tra i progetti più validi e con maggiori possibilità di sviluppo sui 9 che hanno partecipato alla giornata conclusiva a cui ha portato i saluti delle istituzioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. A dare ai partecipanti spunti e suggerimenti gli imprenditori liguri che li hanno incontrati faccia a faccia e che hanno cercato di indicare quali strade da seguire per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. Su questo dobbiamo puntare, a partire ovviamente dalle eccellenze che è l'Istituto di Tecnologia, al CNR, alla stessa università, e questo deve essere un ecosistema che insieme agli incubatori, questo vabbè è il caso principe, lo conosciamo, ma ce n'è anche altri, su questo si deve sviluppare veramente tutto un settore dell'innovazione che non può che portare dei grossi numeri. Noi come azienda in altri territori come dire, aiutiamo la creazione di start-up legate più al mondo dell'energia, delle tecnologie e dell'energia. C'è anche un movimento più spinto rispetto al passato da parte di fondi di business angels, li chiamano, che sono di primo sviluppo delle imprese e quindi di mezzi finanziari e di screening anche dei progetti di impresa più validi che si sta muovendo nel nostro paese. In passato siamo stati indietro rispetto al resto del mondo, qualcosa si muove in quella direzione, quindi io mi auguro che fra qualche anno ne vedremo i risultati. Un
sistema di borse di studio che sostenga gli studenti, ma anche una più stretta collaborazione con YLab, l'incubatore di imprese tecnologiche in ambito sportivo. Sono alcune delle proposte che il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, raccogliendo l'appello lanciato da Monsignor Alberto Tanasini, ha lanciato per sostenere il liceo sportivo Gianelli. A curare l'offerta formativa sarà l'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo, ma il sostegno da parte del mondo imprenditoriale non mancherà. Penso anche che ci sia la possibilità, con l'organizzazione di una didattica efficace nei contenuti e nell'organizzazione e come dire, finalizzata a sfruttare lo sport come strumento anche di lavoro e di vita dopo le attività sportive, mi sembra una bellissima idea e quindi ho dato al Vescovo di Chiavari tutto il mio sostegno e stiamo studiando come Entella le modalità con le quali concretizzeremo praticamente il nostro sostegno. Bisogna che non sia soltanto l'Entella a essere coinvolta in questa avventura, credo che ci siano altre società sportive che possono dare la mano e altri imprenditori che si possono in qualche modo impegnare per dare continuità a questa iniziativa. Anche potrebbe rafforzarsi il collegamento tra i ragazzi che sono ospiti dell'Acquarone, che comunque vivono qui lontano dalle loro famiglie, con questa istituzione scolastica. Sì, ma infatti noi abbiamo 18-20 pensionati all'Acquarone ogni anno che seguiamo con un tutoraggio scolastico molto stretto, molto forte, di cui si occupa Sabina, mia moglie, con tutti i suoi collaboratori. C'è questo collegamento quindi con i nostri giovani e con quelli che di loro affronteranno il liceo, perché è comunque un liceo scientifico, quindi una scuola seria, impegnativa, ma poi io vedo una possibilità di collegamento anche con YLab, perché questo tema della digitalizzazione applicata allo sport, che è il tema di YLab, potrebbe in qualche modo coinvolgere anche il liceo. Oggi mancano professionalità in questo campo della digitalizzazione, dell'era diciamo proprio degli sviluppatori digitali. Un primo passo di formazione potrebbe proprio venire da questo liceo. La nave Seven Seas Voyager ha aperto la stagione delle crociere a Portofino. Partita dal Principato di Monaco e diretta a Bastia, è arrivata in rada e ha sbarcato 683 croceristi provenienti da tutto il mondo. La Marina di Portofino è felice di inaugurare la stagione delle navi da crociera con la strada provinciale nuovamente aperta, e questo è stato il commento del direttore generale della Portofino Servizi Turistici, Giancarlo Linari. Seven Seas Voyager ha dunque aperto ufficialmente la stagione. Ad aprile sono previsti altri 3 scali, mentre a maggio il numero salirà a quota 24. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. A Chiavari i vigili urbani questa mattina hanno portato a termine lo sgombero di alcuni rifugi di fortuna costruiti da persone senza fissa dimora di nazionalità straniera nell'area compresa fra piazza San Giovanni Paolo II ed il mare. L'accesso a questa zona è vietato. I rifugi sono stati costruiti tagliando la recinzione che era stata sistemata a suo tempo. Nel corso di un recente sopralluogo gli agenti della Polizia Municipale avevano constatato che molto probabilmente la zona era occupata da diverse persone e che le condizioni igienico-sanitarie erano pessime. Gli agenti hanno pertanto sgomberato l'area, mentre il sindaco di Chiavari ha firmato una ordinanza in cui si dà mandato all'Ufficio Servizi Tecnologici e Patrimonio di ripristinare le normali condizioni igienico-sanitarie della zona e risistemare i varchi per rendere impossibile ogni accesso futuro. I carabinieri di Santo Stefano d'Aveto hanno denunciato un 25enne di Crema già pregiudicato. Il giovane ha ricevuto da una persona che lo ha querelato, un 39enne che risiede a Reggio Aglio, la somma di 3.200 euro come anticipo per l'acquisto di un escavatore che però non è stato mai consegnato.
Con il rito della benedizione delle palme e dei ramoscelli di ulivo si apre la Settimana Santa, tempo forte di preghiera e di riconciliazione in attesa della Pasqua. Il vescovo Alberto Tanasini presiederà nella cattedrale di Chiavari tutti i riti che caratterizzeranno queste giornate in cui si fa memoria degli ultimi avvenimenti della vita terrena di Gesù. Domenica la memoria dell'ingresso a Gerusalemme. Alle 9:45 sul pronao della Basilica di Nostra Signora dell'Orto sarà impartita la benedizione delle palme prima dell'ingresso in cattedrale per la celebrazione dell'Eucarestia. Mercoledì alle 17 il vescovo presiederà la Santa Messa Crismale insieme ai sacerdoti del presbiterio diocesano. Giovedì santo dalle 18 la Santa Messa in Cena Domini, in cui verrà ripetuto il gesto della lavanda dei piedi. Al termine il Santissimo Sacramento sarà collocato all'altare della Reposizione e seguirà un momento di adorazione. Venerdì santo, giornata di astinenza e digiuno, alle 18 in cattedrale si svolgerà la celebrazione in Passione Domini. In serata alle 21 la Via Crucis cittadina dalla Chiesa delle Saline fino alla Basilica di Nostra Signora dell'Orto. Sabato santo alle 21 la solenne veglia pasquale presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, che nella domenica di Pasqua celebrerà la Santa Messa Pontificale alle 10 e i Vespri solenni alle 17:30. Telepace trasmetterà in diretta tutte le celebrazioni della Settimana Santa dalla cattedrale di Chiavari. E nel decennale della scomparsa, proprio alla vigilia della Domenica delle Palme, la parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra ha voluto organizzare diverse iniziative in ricordo di Don Mario Podestà, il pastore che ha guidato la comunità dal 1971 al 1992. Ha pubblicato per le edizioni Tigugliana un volume che raccoglie una serie di catechesi di Don Mario Podestà e ha fatto restaurare da Elena Parenti un dipinto della pesca miracolosa che versava in pessime condizioni di conservazione. E i proventi della distribuzione del libro ad offerta libera serviranno a sostenere il Banco di Solidarietà e il Centro di Ascolto. Come è nata questa idea? Ma questa idea è nata dal fatto che Don Mario era una persona che amava la Chiesa e amava la Chiesa intesa come popolo di Dio. In queste omelie che lui aveva predicato nell'ultimo anno di permanenza qua a San Bartolomeo, è una catechesi sull'educarci a come essere Chiesa, come diventare Chiesa. Allora lo ciclostilammo e dopo 10 anni abbiamo pensato di trasformarlo in un libro per darne anche una diffusione più ampia e per darne anche un modo per leggerlo in modo migliore. Questo libro vuole proprio essere un omaggio all'amore che Don Mario aveva per la Chiesa e ci riporta al suo insegnamento su come crescere come Chiesa, come popolo di Dio. Avete pensato anche al restauro di un'opera artistica, perché? Perché un'altra delle caratteristiche di Don Mario, dell'insegnamento di Don Mario, è stato proprio quello dell'amore per la Chiesa come edificio e per la liturgia. Cioè Don Mario, ecco, la prima cosa che Don Mario fece di concreto quando venne da noi fu chiamare tutti i giovani e meno giovani a pulire la Chiesa. E quello fu anche un passaggio di intelligenza, perché eravamo nei primi anni dopo il Concilio e il Concilio non era stato accolto con lo stesso entusiasmo da noi che eravamo i più giovani e le persone più anziane. Don Mario è riuscito a trovare la bacchetta magica per trovare un'unità, chiamandoci tutti in chiesa a pulire gli addobbi, ed è lì è cominciato una comunità, una vita in comune che poi si è trasformata anche in cose più spirituali, diciamo. Ecco. Ma Don Mario aveva proprio questo senso della liturgia, perché Don Mario, è un'altra caratteristica sua, forse è stato visto sempre come un uomo del fare, un uomo energico, ma lui era prima di tutto un uomo di preghiera. Ecco. E infatti tutto quello che lui faceva concretamente nasceva dalla meditazione che lui aveva nella preghiera personale e nell'amore alla preghiera comunitaria che ci aveva poi trasmesso anche a tutti noi.
Torneremo ancora sulle iniziative della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra nel corso dei nostri prossimi appuntamenti con l'informazione. Cosa significa oggi accogliere nella vita di un ragazzo o di una ragazza? È la domanda da cui scaturirà la riflessione proposta ai giovani della nostra diocesi in occasione della giornata diocesana loro dedicata, che si terrà domani pomeriggio a Sestri Levante. L'appuntamento è alle 17:30 in Piazza Bo, oppure in caso di pioggia nei locali della parrocchia di Santa Maria di Nazareth. Vediamo. Come ogni anno, nella Domenica delle Palme in tutto il mondo e anche nella nostra diocesi si celebra la giornata dei giovani. Qual è il programma scelto per quest'anno? Innanzitutto ci vedremo in Piazza Bo a Sestri Levante, domenica a partire dalle 17:30. Un momento di accoglienza dei ragazzi che arriveranno e poi ci si inizierà a confrontare sul verbo accogliere. Perché questo verbo? Perché si prende come spunto Maria che accoglie la chiamata del Signore nella sua vita. Cosa significa il verbo accogliere nella vita dei ragazzi e nella vita delle persone? I ragazzi lo andranno a chiedere in giro per la città di Sestri e si confronteranno con chi incontreranno. Ritorneranno in Piazza Bo, ci sarà un dialogo su questo tema, anche con l'ascolto della parola del Vangelo e l'intervento del nostro Vescovo. Dopo ascolteremo alcune testimonianze di accoglienza, per cui una casa famiglie, un genitore che ha accolto la vita dei figli e anche il confronto quotidiano, che cosa significa accogliere i figli che crescono, e poi anche un immigrato che è stato accolto nel nostro paese. Perché la scelta di essere in piazza? La scelta di essere in piazza è anche, come ci invita Papa Francesco, a non avere timore di mostrare quello che di bello viviamo, crediamo, per cui è anche un po' il desiderio di poter intercettare anche persone che sono lontane dai nostri percorsi. Tutto questo si situa nel solco della recente esortazione apostolica di Papa Francesco post-sinodale, che fa seguito appunto alla riunione dei vescovi sui giovani. Anche la nostra diocesi è in un cammino di sequela da questo punto di vista. Sì, direi di sì, per il fatto di cercare anche di parlare ai giovani di oggi attraverso anche l'opportunità di sentire veramente quello che vivono, quello che vedono di più importante nella loro vita, e di consegnargli quello che è prezioso per noi. In preparazione alla Domenica delle Palme, in molte comunità parrocchiali, gruppi di volontari si radunano sul piazzale delle chiese per confezionare i ramoscelli di palma che domani saranno benedetti. La finalità della raccolta di offerte è benefica. Nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari la raccolta contribuirà alle opere parrocchiali. Nella comunità di San Giovanni Battista le offerte saranno devolute all'attività della Caritas parrocchiale. Nella comunità di San Giuseppe dei Piani di Ri, oggi e domani sul piazzale della chiesa mercatino di oggetti usati per contribuire alle attività della parrocchia. Il tema del fine vita, delicato e sempre attuale, è stato al centro di un convegno organizzato a Santa Margherita Ligure dal Forum delle Associazioni Familiari. Attraverso alcune testimonianze si è cercato di fare chiarezza sull'attuale confusione, spesso indotta da notizie che solo parzialmente danno un reale specchio della realtà. Vediamo. Di fronte alle grandi tematiche del fine vita, quali sono i termini che bisogna mettere in chiaro di fronte anche a tante notizie che creano confusione? La legge ha identificato e ha stabilito che la nutrizione e l'idratazione del paziente siano sempre considerate terapie mediche e quindi a disposizione della volontà del paziente stesso e che il medico sia tenuto a rispettare le scelte del paziente. Questo è particolarmente critico nel caso di pazienti che non sono in grado di manifestare il loro consenso e che però lo hanno già espresso, anche perché noi sappiamo che invece queste nutrizioni e idratazioni in certi casi sono terapia, ma in certi casi sono un supporto vitale e è un problema di valutazione del medico, un problema di valutazione anche clinica riguardo alla scelta dell'una o dell'altra posizione, quindi il fatto che la legge le vincoli così pone molte difficoltà.
difficoltà. Dinanzi all'eutanasia, con quale sguardo ci si deve porre? Innanzitutto bisogna mettersi nelle vesti delle persone a chi l'eutanasia potrebbe servire, che sono i malati, i disabili, che possono a un certo punto dire basta, non ho più voglia. Ma quando si guarda le percentuali di malati e di disabili che sono per l'eutanasia, ci si accorge che non è una richiesta loro, anzi, loro quello che chiedono è un'assistenza che sia adeguata per poter continuare la loro vita malgrado tutto quello che è la difficoltà di vivere tutti i giorni da malato o da disabile. Allora sono i sani che vogliono l'eutanasia e lo vogliono, io penso che sia un po' per paura. Da sano si pensa alla vita in un certo modo, da malato diventa tutto completamente diverso. Il convegno sarà trasmesso integralmente questa sera su Telepace 1 al canale 15. In occasione della Pasqua, Poste Italiane ha promosso e realizzato un servizio filatelico dedicato. L'annullo speciale, corredato di apposito datario, potrà essere richiesto presso lo Spazio Filatelia Genova in via Dante 4 e sarà disponibile da lunedì prossimo a sabato 27 aprile. Dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Con il bollo figurato sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello. Il Consorzio Rurale di Scaruglia si è riunito per la festa annuale nell'antica Società di San Lorenzo di Calvari a San Colombano Certenoli. Nell'occasione è stata consegnata una targa a Rinaldo Alluci, attuale consigliere e tesoriere del Consorzio, che festeggiava anche il suo 90° compleanno. Alluci è stato nominato presidente onorario del Consorzio, ricevendo un augurio speciale dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, già parroco della comunità di San Colombano di Vignale. Sono 48 i volontari del Radio Club Levante che sono stati operativi per tutta la giornata a Moconesi per la prima esercitazione di protezione civile che sia mai stata effettuata in Val Fontana Buona. Sono stati mobilitati i distaccamenti di Santa Margherita, Chiavari, Lavagna, Ne e Moconesi per organizzare l'esercitazione Valle Sicura 2019. Nello specifico è stata simulata un'allerta meteo idrogeologica con conseguente attivazione del centro operativo comunale. Tra le varie operazioni c'è stato il montaggio di una tenda ministeriale allestita per ospitare 8 sfollati, l'attivazione di una postazione radio campale installata in loco e la simulazione dello svuotamento di uno scantinato mediante idrovora. Alcuni volontari hanno operato con i droni. Sul Monte Caucaso invece è stato simulato il soccorso di un ragazzo disperso. Era presente al campo base il sindaco di Moconesi Gabriele Trossarello. Al termine dell'esercitazione, attorno alle 16, c'è stato spazio per le riflessioni su quanto testato. Il 15, il 17, il 19 e il 24 aprile saranno chiusi al pubblico in via straordinaria gli uffici settore sesto delle politiche per la persona del Comune di Chiavari. Per la giornata di lunedì 15 è tuttavia garantita la presenza degli operatori allo sportello di prossimità del Tribunale di Chiavari in corso De Michiel 7. A causa delle previsioni meteo che danno pioggia nella giornata di domani, l'escursione con il FAI alla chiesa di San Martino di Licciorno di Sopra la Croce è rimandata a data da destinarsi e nonostante la pioggia è confermata invece l'iniziativa Noi e il mare promossa a Riva Trigoso dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. L'inizio domani alle 10 sul nuovo lungomare di Riva Ponente. La giornata sarà dedicata al tema della sicurezza in mare e alla cultura marinara. Saranno effettuate dimostrazioni di soccorso con i mezzi della Guardia Costiera, il nucleo subacquei e i cani da salvataggio. I pescatori rievocheranno il rito della sciabica a mano. Saranno presenti anche gli stand di numerose associazioni legate alla cultura marinara e per i più piccoli ci saranno laboratori a tema. Vediamo quali sono tutti gli altri appuntamenti per domenica e per lunedì con la nostra agenda. Appuntamenti in agenda per domenica 14 aprile. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Negli stessi orari in piazza Mazzini si terrà l'iniziativa Artisti in strada.
Alle 9 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure convegno sul tema Mare di plastica, quale futuro? Ne parleranno tra gli altri esponenti di Regione, ARPAL, Area Marina Protetta e Istituto Italiano di Tecnologia. Si riunisce il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese. Il ritrovo per gli appassionati è dalle 9:30 alle 12 nella Sala Livellare di Via del Pino. Mercatino di primavera a Calvari dalle 10 alle 18 in piazza Marchesani. Alle 15 inoltre all'Ascito Cuneo sarà possibile scoprire le erbette del Prebugiun Ligure. Sarà inaugurata alle 11 nella chiesa di San Nicolò di Camogli la mostra La Riviera Ligure, immagini storiche dall'archivio Gaetano Canepa. È aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 sino al 12 di maggio. Buon compleanno Casa Carbone, la storica dimora di Lavagna, Museo del FAI, sarà aperta dalle 15 alle 18, l'ingresso è a contributo libero. La Giara di Pirandello, una canzone, qualche riflessione, l'incontro alle 16 nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Santa Margherita Ligure con le associazioni Anfas Villa Gimelli, AIFO e Mosaico. Alle 16:30 al Santuario di Montallegro, vespro d'organo e a seguire messa. Ad esibirsi l'organista Guido Ferrari. Sarà un momento di ascolto, preghiera e contemplazione. Bivio Generation, ultimo appuntamento con la rassegna di teatro contemporaneo dell'iniziativa Eventi Umani. L'inizio alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. E alle 21 al Blue Seagull di Chiavari, concerto dal vivo della band locale The Clinton Street Band, in programma pezzi classic rock. Appuntamenti in agenda per lunedì 15 aprile. Raccolta straordinaria di sangue, plasma o piastrine nella sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure. L'appuntamento è in via Martiri del Turchino 2 dalle 7:30 alle 11. Dalle 14 alle 18 al secondo piano dell'ospedale di Lavagna saranno offerte visite ginecologiche gratuite per le donne in menopausa. Occorre prenotare allo 0185 32 95 90. Alle 15 al Liceo Artistico Luzzati di Chiavari, Daniela Patrignani presenterà il libro Ghiaccio bollente, adolescenza, kit di sopravvivenza per genitori ed educatori. Momento di preparazione alla Pasqua nella sede del Circolo dell'Acli Antoniano di via Sertorio a Sesti Levante. L'inizio alle 16, seguirà lo scambio degli auguri. E infine a Chiavari si riflette sull'uso consapevole di Internet. Alle 18 all'Auditorium San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Windy Web Indipendente. L'ingresso è libero. Ora apriamo un'ampia pagina sportiva, si complica il cammino verso la Serie B per la Virtus Entella. I biancocelesti oggi sono stati sconfitti 2-0 in casa della Pro Patria, squadra già sicura di affrontare i play-off. Alle spalle dei chiavaresi si fa sotto il Piacenza, oggi vittorioso in casa 2-1 contro il Cuneo, che si porta a meno un punto in classifica. Giovedì 18 aprile al Comunale di Chiavari la Virtus Entella ospiterà l'Arezzo e il fischio d'inizio sarà alle 20:30. Per la prima volta nella sua storia la squadra della Ciassetta giocherà il prossimo campionato in prima categoria. La formazione lavagnese ha vinto oggi il campionato di seconda battendo in una partita dalle emozioni forti per 2-1 il San Lorenzo. Il gol decisivo è stato segnato da Mosto. I ragazzi della Ciassetta erano andati sotto nel primo tempo e avevano poi pareggiato poco prima dell'intervallo. La Riese, seconda in classifica, ha battuto 6-2 il Segesta e ora giocherà la finale dei play-off contro il Framura Montaretto. Per la pallanuoto un Lavagna decisamente in forma ha superato oggi pomeriggio un Civitavecchia ostico ma che ha sofferto troppo il ritmo imposto dai padroni di casa. La sfida, valida per il campionato di Serie A2 maschile, è finita per 14-5 per i padroni di casa che hanno mostrato una preparazione fisica eccellente tenendo un altissimo ritmo di gioco. Sempre in A2 maschile il Camoglia ha battuto 15-5 il Padova. E si è rinnovata a Chiavari la cerimonia di consegna dei premi Panathlon per gli sportivi che si sono contraddistinti nell'attività agonistica nell'annata 2018. Come sempre il sodalizio chiavarese è attento anche all'etica e ai gesti di fair play. Una vera e propria passerella di atleti che rappresenta una vetrina sportiva multidisciplinare per il Tigullio. La cerimonia annuale di consegna dei premi Panathlon ospitata alla Società Economica Chiavarese ha dato visibilità a molte categorie di sportivi che si impegnano e portano i colori locali alla ribalta nazionale ed internazionale. È stato un momento di incontro tra atleti, tra società e abbiamo messo in risalto quant'è il valore del Tigullio nell'ambito dell'atletica nazionale con tutti i premi che abbiamo dato, riconoscimenti per
persone che hanno vinto in territorio nazionale e all'estero. Per il sodalizio chiavarese l'occasione per esaltare, oltre al gesto atletico, anche lo spirito del fair play, un cardine per tutti i club che compongono il distretto Italia. I club sono 160, non sono 160 presidenti così, ma qualche decina di presidenti così ci sono, il che vuol dire che abbiamo un Panathlon veramente forte. È un premio per lo sport, è un premio per migliorare la qualità della vita. Oltre allo sport giocato, un riconoscimento speciale è andato anche a chi promuove l'etica sportiva attraverso la comunicazione. Teleradio Pace, Radio Aldebaran e il giovane Nicolò Pagliettini. A queste realtà il premio intitolato alla memoria di un grande sportivo, Stefano Sanguineti. Sportivo da giovane, sportivo da coniugato e sportivo da pensionato, in tutte le sue fasi. Lo sport l'ha vissuto dalla pratica al sentimento, mi puntava tanto sull'educazione delle famiglie, dei ragazzi attraverso lo sport. Lo sport per tutti, lo sport come palestra di vita, lo diciamo sempre, come bagno d'umiltà, non solo come fenomeni e come grinta, come antidoto alla frustrazione e come palestra di vita in tutti i sensi, almeno lui diceva sempre così e ce l'ha trasmesso, speriamo anche noi di portarlo avanti. Fanno tanto anche gli adulti, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi. La piscina del Poggiolino torna ad ospitare il Trofeo Master di primavera che taglia il traguardo della sesta edizione. L'appuntamento è domani con inizio alle 9:15. La manifestazione, organizzata dalla Rapallo Nuoto, vedrà la partecipazione di 300 atleti provenienti dalle società sportive di tutto il nord Italia. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra informazione sarà lunedì mattina alle 7:30 con la nostra consueta rassegna stampa. Domani invece vi ricordo a partire dalle 9:45 il collegamento in diretta con la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto per seguire il rito della benedizione delle palme e la Santa Messa presieduta da Monsignor Tanasini, appunto nella Domenica delle Palme, l'inizio della Settimana Santa. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.